Servono farmaci su misura, in dosi e componenti per le terapie oncologiche. La farmacia dello Iove non è una farmacia intesa come magazzino di medicine, è qualcosa di ben più complesso e delicato. La farmacia ha il ruolo di gestione e controllo di tutta la terapia farmacologica. Questo vuol dire che non solo facciamo il cosiddetto approvvigionamento e quindi eroghiamo anche farmaci pronti all'uso, una parte di questi direttamente anche all'utenza, quindi ai pazienti che vengono ad acquisire i farmaci che poi vengono utilizzati a domicilio, farmaci che hanno particolari caratteristiche, sono di fascia H cosiddetto, cioè ad esclusivo uso ospedaliero e che richiedono una certa attenzione anche in termini di consiglio dato al paziente per le caratteristiche di potenziale tossicità di questi farmaci. E in più prepariamo tutte le terapie endovenosa che sono eseguite nel reparto, ma che devono essere necessariamente personalizzate perché l'efficacia terapeutica e la tossicità di questi farmaci oncologici sono estremamente richiedono dei dosaggi personalizzati. Serve un prelievo esatto della quantità di farmaco prescritto al singolo paziente, una manipolazione che va fatta in massima sicurezza anche per l'operatore che mescola sostanze comunque tossiche. La preparazione avviene sotto cappe di controllo che garantiscono purezza dell'aria e isolano da eventuale contaminazione microbiologica e chimica. La trasformazione individuale di un farmaco non deve presentare errori. Errori di quantità o di processo del miscelamento e della preparazione? Di entrambi i tipi, nel senso che ci possono essere errori di dosaggio, quindi una cattiva scelta della dose e soprattutto un errore di processo. Ci può essere una contaminazione da batteri, per esempio, nella preparazione, può esserci uno scambio di prodotto, di etichette, di qualsiasi cosa. Ecco, questi processi si chiamano appunto tali perché seguono una procedura molto analitica e soggetta ad un controllo di qualità, viene definito. Quindi c'è una tracciatura dalla prescrizione medica fino ad arrivare alla somministrazione al paziente. Ogni passaggio è tracciato, documentato e soprattutto informatizzato, perché l'informatizzazione permette di controllare buona parte di questi errori. Ogni paziente è un organismo biologico diverso con diverse risposte ad uno stesso trattamento. Lo stesso preparato, se assunto in concomitanza con altre medicine o con un certo tipo di alimenti, può alterare l'efficacia e provocare reazioni allergiche al paziente. Necessario fare molta attenzione quando si tratta di terapie oncologiche. La farmacovigilanza deve essere molto stretta. Il responsabile di farmacovigilanza quindi raccoglie le segnalazioni da parte dei sanitari, ma può raccoglierle anche da parte del cittadino, perché nella normativa di applicazione di questa farmacovigilanza c'è che la segnalazione spontanea può avvenire spontaneamente, come dico, da qualsiasi figura, sia un professionista, quindi che magari la può descrivere in maniera più completa, sia da parte del cittadino che possa avere il sospetto e magari non ha avuto ancora il tempo o la possibilità di controllarlo con il proprio curante, che ricordo sempre va informato ovviamente, ma anche il cittadino può segnalare. Reazioni avverse che in un ambito ospedaliero possono essere controllate senza grossi rischi, ma spesso le persone non sanno che integratori, vitamine all'apparenza innocui possono diventare pericolosi nei trattamenti oncologici. Il pompelmo, la vitamina C ad esempio. Tutte queste cose che apparentemente sono innocue, perché uno dice bicarbonato, insomma, è una cosa naturale, il limone è una cosa naturale, ma in realtà ad un occhio esperto di un medico possono far ricordare tutta una serie di problemi, per esempio l'alcalosi o altri problemi, un'ipernatriemia, cioè il sodio che si alza nel sangue, cioè tutte potenziali situazioni che causano danni al paziente. Sempre più diffusi in ospedale i farmaci biosimilari, efficaci e meno costosi di quelli brevettati. Ma cosa sono? Il biosimilare, per venire a noi, è un generico ma di tipo biologico, che si chiama in modo diverso da generico perché viene prodotto utilizzando mezzi biologici
quindi cellule, batteri e quant'altro, per produrre genericamente delle proteine. E le proteine sono tipicamente di origine, diciamo così, biologica. Quindi ogni produzione, anche dello stesso prodotto originator, ogni produzione è leggermente diversa dalla precedente, perché gli organismi viventi sono sempre diversi, non è una macchina. Fanno meglio questi biosimilari? No, fanno solo risparmiare, cioè nel senso che sono e saranno sempre di più utilizzati una volta scaduto il brevetto, perché costano molto meno rispetto agli originatori, che hanno dovuto scontare i costi di ricerca. Che vantaggio c'è per la società? Uno dirà, ma allora a questo punto qual è il vantaggio? Costa meno? Costa meno. Significa cioè che la società può risparmiare moltissimi soldi per investirli in nuova ricerca o per riuscire a pagarsi i vecchi farmaci, diciamo, di trattamento.